Cari amici, siamo alla pagina sportiva. Inter Icardi via alla missione recupero. Oggi in programma il match ball con il direttore generale Marotta. Mauro Icardi può prendersi il suo tempo per provare a far pace e scusarsi con i compagni, che oggi rivedrà per la prima volta dopo aver perduto i galloni da capitano. Più complicato invece ricucire con la tifoseria. Al West Stadium di Vienna il sostituto di Icardi, l'argentino Lautaro Martinez, soprannominato il Toro, incorna anche il Rapid Vienna e mette in discesa la qualificazione agli ottavi di Europa League. Con lui in campo dall'inizio non cambia però nulla, i nerazzurri rimangono macchinosi, incapaci di arrivare al tiro, involuti negli uomini più rappresentativi, vedi Nainggolan e Perisic, tenuti in piedi proprio dal bravo Handanovic a preservare con una paratona il successo nerazzurro. Serve un rigore all'Inter a fine primo tempo per spezzare l'equilibrio proprio contro i modesti austriaci. Lautaro se lo guadagna e lo trasforma. Da parte sua il Napoli chiude la pratica a Zurigo con un secco 3-1, marcatori Insigne, Callejon e Zielinski. Nel finale Cololli per i padroni di casa, mentre la Lazio senza stelle, senza pubblico, si fa superare all'Olimpico dal Siviglia per 1-0, rete decisiva di Ben Yedder.